Carraghetti durante la sfilata. Un ringraziamento anche a Federico perché poi non sarete ma ringraziamenti che possono non solo ci possono avere menzionato l'amministrazione comunale, urbane, i carabinieri, Caprara, la protezione civile, nonché la Croce Rossa. Sono delle associazioni senza le quali la Presidente non sarebbe possibile realizzare il risultato. Poi ci lasciamo l'ultimo momento, un ringraziamento a tutti i caporali, a tutti i caporali che sono loro piccoli, con grande contributo, sono una cosa che quindi ha terminato e ancora siamo ancora. Particolarmente ai nostri cittadini che per diversi motivi magari non possono partecipare da sempre a questa festa, ma che nonostante tutto ci sono stati vicini e hanno voluto contribuire ugualmente